Buonasera e ben trovati, una nuova stagione di preview che inauguriamo questa sera, nuova stagione della nostra trasmissione che parla e anticipa insomma tutti i temi del weekend sportivo, calcistico soprattutto, ma non solo. Oggi parliamo ovviamente del prossimo appuntamento del Catania, lo facciamo con un ospite importante come il direttore sportivo del Catania, Antonello Laneri. Buonasera direttore. Buonasera a voi e grazie dell'invito. Con me in studio, ed è un piacere per me averlo qui a fianco, colui che ha creato questa trasmissione, insomma, oltre a essere il responsabile delle produzioni sportive di Telecolor, Alberto Cigalini. Alberto, ciao. Buonasera Marco. Come ti trovi? Dai, giochiamo in casa, no? Dai, giochi in casa. Prima eri qui, però vabbè, dai. Siamo spostati di pochi metri, va bene, va bene. Vicino a te, l'altra colonna portante di questa trasmissione, Gianluca Russo, che inoltre da quest'anno, oltre insomma ad avere riconosciute tutte le sue qualità di match analyst, le sta utilizzando anche in campo come secondo della Ciriale. Ciao Gianluca. Ciao Marco, buonasera a tutti, è un piacere ritrovarvi ed essere ancora qui a Sport Sicilia Preview. Visto che la trasmissione preview come le altre di Telecolor della nostra rete aveva ovviamente bisogno anche di quel tocco femminile, non ce ne siamo privati neppure noi a preview e abbiamo con noi Naomi Moschitta. Ciao Naomi. Buonasera allo studio, buonasera a casa, pronta a dare voce a tutte le domande che il pubblico vuole sottoporre ai nostri ospiti. Vi ricordo il numero che apparirà tra poco in sovraimpressione. Eccolo, arriverà fra poco e noi non vediamo l'ora appunto di sentire anche i vostri commenti durante la trasmissione. Alberto, vuoi partire tu con una domanda al direttore? Dai, insomma, come ospite mi sembra giusto. Beh, insomma, intanto facciamo gli onori di casa con il direttore che ringraziamo per essere qui con noi. Io andrei subito, insomma, a chiederle un'impressione su questi primi 180 minuti. Si è giocato, in realtà il Catania ne ha disputati metà. 90, però sì, insomma. C'era la curiosità, era pure per noi, no? Perché durante il precampionato non abbiamo fatto amichevole di un certo tipo, quindi anche noi volevamo vedere a che punto era la squadra, quindi quella partita ci ha dato delle indicazioni molto positive. Avreste voluto giocarla la partita rinviata? Andiamo subito sulla gara. Assolutamente sì, perché venivamo da una prestazione, diciamo, un po' così, che ci hanno derubato dei punti, diciamo così, perché era una partita che non dovevamo perdere. E quindi c'era quella rabbia per affrontare di nuovo dopo una settimana una gara e rifarci. Però è successo e quindi facciamo altre cose. Ha parlato adesso proprio della partita con il Crotone. Che cosa può aver insegnato al Catania quella partita? No, il Catania ha mollato, ha avuto un calo, diciamo 5 minuti, no? In quei 5 minuti una squadra come Crotone che è già rodata da tanti anni con quei giocatori, con i meccanismi, l'abbiamo affrontato come lo dovevamo affrontare, poi la sfortuna magari diciamo che non ci ha aiutato, perché fare un tiro in porta e vincere una partita è stata una beffa. Andrei a vedere la classifica che è maturata dopo 2 giornate per qualche squadra, una per il Catania. Questa è la classifica con qualche sorpresa, perché ad esempio l'Avellino le ha giocate tutte e due ed è ultimo in questo momento a 0 punti, ma partiamo dall'alto con Turris, Juve Stabia e Latina in testa con la quota 6, Taranto e Picerno, prossimo avversario del Catania, lo ricordiamo, alle 20:45 al Massimino domenica, quota 4, poi Crotone, Potenza, Giuliano, Benevento, Foggia a 3, Cerignola a 2, Messina, Monopoli, Sorrento e Monterosi Tuscia 1 e poi Casertana, Brindisi, Catania, Virtus Francavilla, Avellino 0. Vi ricordiamo che con 2 asterischi trovate la Casertana che ha giocato nessuna partita in questo campionato, le altre hanno una partita in meno, fra cui appunto i rossazzurri. È un campionato, Laneri, che può presentare le stesse sorprese che si sono verificate nelle prime 2 giornate? No, io penso che sia un campionato equilibrato, no? Ci sono tante squadre, la Turris è una squadra che ci sono 15-16 giocatori che giocano insieme e quindi sono già rodati, diciamo, no? Però in questo momento 2 partite non significa niente. Io penso che il campionato è lungo e quindi penso che non sia questa la classifica reale.
non significano niente, però ad Avellino qualcosa hanno significato, perché hanno già esonerato l'allenatore Rastelli, hanno chiamato pazienza, forse poca pazienza con Rastelli, se mi passate il gioco di parole, però insomma i valori è chiaro, è troppo presto per definirli, e colpisce il fatto che tutte le favorite o presunte tali abbiano già perso almeno una partita. Sì, quelli che magari erano indicati come le squadre più attrezzate in questo momento stanno facendo fatica, ma siamo solo all'inizio. Ripeto, di qua a fare 34 partite ancora la strada è lunga. Se la classifica la vediamo così adesso a 2 partite è normale che... ma secondo me non è questo il reale di questi giocatori. Allora, io andrei subito da Naomi, perché sto vedendo che arrivano tantissimi messaggi già sulla nostra WhatsApp line, per cui Naomi, a te la parola, vediamo un po' insomma, se c'è già qualche domanda per il direttore. Ci sono delle domande, però io partirei con un cucchiaio di zucchero, quindi un messaggio d'affetto da parte dei nostri amici telespettatori nei confronti del direttore. Un grande, il nostro Antonello Laneri, profondo conoscitore del calcio siciliano in tutte le categorie. Anche quest'anno ha fatto una signora squadra con un grande mercato molto oculato, io qui mi soffermerei su questo aggettivo che ci piace particolarmente, non è una brutta parola, è una cosa bella, e preciso, fatto da ottimi giocatori. Almeno ognuno di loro aveva 3 o 4 squadre che li volevano agganciare. Il nostro direttore Laneri non è secondo nessuno, sempre la grande direttore e sempre Forza Catania, grazie. Quindi un grazie da parte dei tifosi e dei telespettatori. E adesso andiamo alle domande. Abbiamo sentito parlare di budget, sia Laneri che Grella. Grella ha detto che bisognava stare all'interno del budget, dunque era più basso rispetto a quello di altre squadre? Ci scrive Andrea. E poi, secondo il direttore sportivo Laneri, dove può arrivare questa Catania? È più forte delle altre top squadre del girone? Sempre Andrea, stessa persona che ci sottopone 2 domande. Quale risponde per prima? Quella sul budget? È l'ennesima domanda sì, sul budget. quello sul budget, secondo me il budget quando si mettono delle situazioni così di budget, no, di soldi, io penso che uno deve lavorare con quello che ha e deve andare a lavorare con le idee e con quello che ha a disposizione, quindi io non mi sono mai lamentato di quanto è il budget, ho fatto la squadra come pensavo di farla e ora vediamo. Per quanto riguarda la seconda domanda, noi sicuramente non so dove il Catania può arrivare, ma sicuramente non è di meno di quei 3-4 squadre che stanno davanti. Quindi sicuramente il Catania farà un campionato di vertice. E credo che a proposito di mercato, prendendo spunto anche dalla domanda del nostro telespettatore, si parlava di giocatori che erano molto richiesti alla concorrenza. Sì. Allora le chiedo, è un po' anche una testa di ponte verso quello che sarà l'argomento del secondo blocco di trasmissione. Esatto. Ti rubo un po' il lavoro, Marco, però di formazione professionale. È il tuo. Il mercato, i nuovi acquisti, sì, l'organico, la lista con entrate e uscite. Sì. Allora le chiedo, qual è stato l'acquisto più difficile in questi termini, cioè quello per il quale ha dovuto vincere più concorrenza? Ma quello là che erano un po' tutti, uno in particolare secondo me non c'è perché non ci dimentichiamo che siamo a Catania, quindi Catania è una città dove è appetita di tanti calciatori, quindi io non ho avuto difficoltà su nessuno, quelli che avevamo scelti come principalmente abbiamo individuato gli uomini, perché poi per giocare a Catania devi avere un senso di appartenenza, devi sposare quel progetto, devi sposare quella programmazione, quindi i giocatori che abbiamo chiamato hanno subito risposto di sì perché Catania è Catania. Ora andremo a vedere, come diceva già Alberto Cicalini poco fa, andremo a vedere proprio nella seconda parte della nostra trasmissione una lista che racchiude insomma tutti gli acquisti che ha fatto Antonello Laneri, che non ha certamente riposato in questa estate. L'andremo a vedere subito dopo la pausa pubblicitaria, fra poco. Ben ritrovati, qua si continua a discutere insomma sulle condizioni di alcuni giocatori del Catania, sulle situazioni di alcuni giocatori del Catania, le andremo a analizzare anche attraverso le grafiche che vi proponiamo quasi subito insomma, per andare a vedere insomma, come il Catania ha trattato il mercato. Eccolo qua, sono nomi che Antonello Laneri conosce benissimo, li abbiamo divisi per
ruolo, ovviamente, per cui partiamo con Livieri in porta, poi andiamo con l'ultimo acquisto, Bois. Vedete anche gli anni di contratto, 3 anni, Curado 3 anni, Maffei 4, Mazzotta 1 anno, Alessandro Quaini 3 anni e Tommaso Silvestri 2 anni, anche lui arrivato comunque da poco, proprio mentre si stava giocando la partita con il Crotone. Andiamo a vedere l'altra tabella, che è invece quella dei centrocampisti e delle punte, con Deli 94, anche lui proprio da poco, 1 anno il contratto, Ladinetti classe 2000 3 anni, Rocca 3 anni, Zammarini 2 anni e poi gli attaccanti con Bocic, Chiricò, Di Carmine 3 anni il primo, 2 anni gli altri 2, Dubickas con il diritto di riscatto con controriscatto dal Pisa, Marsura 2 anni e Popovic 2 anni. E poi ci sono gli ultimi 2 giocatori che sono Betters e Chiarella, che sono 2 giocatori che conosciamo benissimo, che già c'erano l'anno scorso, che comunque hanno visto prolungare il loro contratto. Sono 19. Quanto ha dormito la Neri in quest'estate? No, pochissimo, però penso che abbiamo fatto delle scelte insieme alla società, insieme a Grella, che se voi vedete in quella lista ci sono 8-9 giocatori dal 2000 a salire, quindi oggi il Catania Calcio penso che abbia un patrimonio di calciatori, quindi abbiamo investito molto sui giovani, quei ragazzi secondo me hanno prospettive per arrivare ad alti livelli. Poi è normale che dovevamo mettere dei giocatori che magari avevano un po' di esperienza, però abbiamo investito molto sui ragazzi. Sui ragazzi, sui giovani. Marco, io recupererei la tabella che tu ottimamente hai elaborato, perché i numeri che vediamo sono molto significativi e riguardano ovviamente l'età dei calciatori e il contratto che hanno stipulato. Sì. Questo racchiude un po' il concetto che c'è spesso in questo momento il direttore della Neri, no? Cioè il progetto che sta alla base degli ultimi anni. Ma principalmente c'è in questi giocatori, quelli che hanno una durata, che sono i giovani, c'è un progetto, c'è una programmazione futura. Creare un capitale che è un patrimonio... Sì. Che vuol dire tecnico, no, un patrimonio non solo tecnico, perché un domani un giocatore di questo poi tipo... magari noi speriamo, se possiamo andare in Serie B quest'anno, ci sono pochi giocatori che possiamo cambiare. Se rimaniamo così mettiamo altri giovani e puntiamo sempre a vincere il campionato, quindi è una programmazione, un progetto fatta appositamente. Se la regia mi dà la schermata che si riferisce alla difesa, dunque la prima per intenderci, chiedo al direttore di dirci una parola in più sugli ultimi arrivi, perché gli ultimi arrivi in ordine cronologico riguardano innanzitutto David Bois. Ci dice un po' la scelta di questo giocatore, come è nata? Allora, la scelta è nata che Bois già lo stavamo cercando all'inizio dell'anno, per le sue caratteristiche, per le sue cose che ha come difensore. Poi non si è fatto niente perché la regina non si capiva se faceva la Serie B o non la faceva. Nel momento in cui abbiamo visto che la regina non si è iscritta, è un giocatore, anche se in quella fascia siamo coperti, però è un investimento della società con un giocatore 2001 preso a parametro zero. Il vostro social media manager l'ha raffigurato con un trattore nella preview, per ristare in tema della trasmissione, quando ha presentato il giocatore. Ci hai bruciato la parete di social. Adesso ci arriviamo. Non mi perdonerà mai la nostra Naomi, però vabbè, vedremo cosa potremo fare. Però sicuramente è un giocatore con doti atletiche importanti. Sì, assolutamente sì, è un giocatore di prospettiva che quando c'è stata la possibilità di prenderlo l'abbiamo preso. E Silvestri? È vero che è maturato tutto nell'ultimissimo momento, Silvestri l'abbiamo preso perché penso che in questa categoria ci vuole gente esperta, gente di esperienza, avendo acquistato tanti giovani, avendo uno dietro che ha esperienza, è un leader, quindi quando c'è stata la possibilità di prenderlo l'abbiamo preso. E infine le chiedo di Deli, perché è l'ultimo arrivato, nel senso l'ultimo dei 3 arrivati. Sì, Deli perché dovevamo completare il centrocampo, che avevamo 5 giocatori, quindi giocando 4-3 volevamo fare le coppie, no? Deli è un giocatore che fino a 2 o 3 anni fa giocava in Serie A e negli ultimi anni, ultimi 2 anni, giocando al nord, secondo me ha perso un po' di
cattiveria, Di no? garra, per dirlo Sì, all'argentina. perché tecnicamente è un giocatore forte. C'è la possibilità che lui veniva dalla non iscrizione del Pordenone, c'era la possibilità di prenderlo a parametro zero e quindi l'abbiamo preso. Allora, visto che l'avete chiamata con questa storia del trattore, io tornerei da Naomi per parlare invece proprio facciamo una parentesi social, Naomi, perché i suoi giocatori, come tutti i giocatori, direttore, insomma, si divertono molto con i social, allora noi li andiamo da presso e andiamo a guardare un pochettino quello che scrivono e quello che fanno, anche perché lo sport, il calcio, comunque è una cosa anche leggera, parliamoci chiaramente. Naomi, a te. Soprattutto in questi giorni si sono dati da fare con i social, visto che non hanno disputato partite, e Sport Sicilia Preview si occupa appunto di dare le anticipazioni anche un po' di quelle che saranno le dinamiche della prossima partita che si disputerà. In qualche modo Sarao e De Luca, che ricordiamo giocano entrambi nel ruolo di attaccanti, hanno fatto presagire qualcosa riguardo la possibile formazione di domenica prossima, in quanto entrambi hanno pubblicato queste stories. Manuel Sarao con l'emoji di un cervello, di un ninja e di un fuoco, chiedo alla regia nel frattempo di mandarla in onda, e un punto esclamativo. Chissà, è voglia di giocare, abbiamo questi cavalli metaforicamente rinchiusi all'interno dei box. È una libera interpretazione, attenzione. A Naomi concediamo queste. Grazie. È una libera interpretazione. E stessa cosa fa De Luca con l'emoji della zanzara, che sappiamo insomma essere anche il suo soprannome. Anche qui c'è il fuoco che brucia dentro gli animi di questi due giocatori, mentre prima appunto me l'ha bruciata il nostro direttore, ma glielo concediamo. Bontà tua. Grazie. Il Catania anticipa l'ufficializzazione di Buà proprio con questa immagine del trattore. Poi nel frattempo, sulla stessa linea d'onda, dopo che il Catania ha ufficializzato Buà, il fratello pubblica la foto dell'immagine ufficiale con la scritta "sempre al tuo fianco, dai treno". Trattore, treno. Che cos'è? Treno o trattore? Decidiamo, è importante per i tifosi sapere la tipologia esatta. La tipologia esatta. Io andrei a sentirlo invece proprio Buà, perché proprio oggi sui canali social del Catania c'è stata l'intervista a Buà che noi abbiamo ripreso. Sentiamo appunto proprio uno stralcio delle prime parole di Buà in rosso-azzurro. Le mie caratteristiche, la velocità e diciamo anche la forza fisica, queste due sono le mie due caratteristiche più importanti. Sensazioni molto positive, e soprattutto anche da parte della squadra. Ho conosciuto già tutti quanti, sono tutti bravissimi ragazzi e ho avuto anche la possibilità di parlare con il presidente che mi ha motivato molto, e ho visto anche da parte sua grande interesse nel prendermi e proseguire questo percorso con me qui a Catania. Mi aspetto tante belle soddisfazioni e spero di darle anche ai tifosi e alla società, e questo è uno dei miei primi obiettivi, e spero anche di salire di categoria il prima possibile. No, sono state due belle esperienze molto formative, e dove ho conosciuto anche tante persone. Sicuramente è un calcio molto fisico, e devi essere sempre concentrato, e spero di arrivarci il prima possibile con questa maglia. Le ultime parole riguardavano l'esperienza a Reggio Calabria. Insomma, di Buà abbiamo detto tanto. Dalla lista che abbiamo preso, più i giocatori che ovviamente sono rimasti a disposizione del Catania dalla stagione scorsa, c'è qualcuno da escludere, no? Per la lista. Vogliamo anche spiegare meglio come funziona questo discorso della lista? Bloccata, ma non troppo. Bloccata, ma non troppo, esatto. Tu nell'arco di questa sessione di mercato hai possibilità di mettere uno fuori e poi reintegrarlo fino a dicembre. Quindi abbiamo la possibilità, siccome abbiamo degli infortunati, possiamo mettere uno e poi cambiarlo. Quindi ci danno questa possibilità. Poi nella sessione di mercato successiva c'hai sempre la possibilità di cambiare un giocatore. Quindi nel caso specifico ci sono Popovic e Rapisarda, per esempio, si deve scegliere uno dei due e poi si può cambiare? Una volta sola, sì. Nel girone di andata. Nel girone di andata. Sì. E poi nel girone di ritorno puoi fare altre. Lo puoi fare solo una volta.
un solo cambio. A meno che non subentri poi qualche cosa dal mercato, Vediamo. non ci sia qualche giocatore che cambi, ad esempio... Sì, perché l'ultima voce in serata, circola a proposito di Palermo. Il Sì. futuro di Palermo? Il futuro Palermo è venuto e ha chiesto di andare in un'altra parte a giocare e quindi stiamo parlando per la sua risoluzione del contratto. Qualora fosse così, la lista non, come dire, comporterebbe l'esclusione di altri In giocatori. questo momento perché sì, però come sapete noi vogliamo sempre 2 giocatori per ruolo. Per cui dovreste prendere un altro centrocampista in caso. Sì. Perché Quaini comunque, tra virgolette, viene considerato pur sempre un difensore. Quaini l'abbiamo preso come difensore e quindi farà il difensore. Nel gioco delle coppie cosiddetto. E quindi noi abbiamo una rosa di 24, sono tutti con i ruoli, con il doppio ruolo e quindi non vogliamo sconvolgere niente. Quindi andasse via Palermo, nel gioco delle coppie mancherebbe un centrocampista che andreste a cercare Assolutamente naturalmente, sì. il che vuol dire che comunque nella lista dei 24 si andrebbe sempre ad afferire agli Assolutamente. infortunati in questo caso. Sì. Quindi con i tempi di recupero, le valutazioni legate ai tempi di recupero dei singoli giocatori. La scelta riguardo la farete prima della partita, subito prima della partita con il Picerno? Cioè in questo Sì, caso, certo, sì, ok. sì. Forse perché dobbiamo comunicarlo. No, ovvio. Per cui, e i tempi ci sono in questo... Ci sono in 2 questo- giorni, quindi noi entro sabato comunicheremo la lista in Lega. Partita con il Brindisi, perché si prospetta un ottobre particolarmente impegnativo, no? Perché sappiamo già da ieri che ci sarà il derby di Coppa Italia, per di più al Massimino. Partita con il Brindisi che dovrebbe essere recuperata a ottobre pure. Sì, penso di sì, si parla del giorno 18. E quindi 18 di ottobre. Qui prepariamoci. Un'altra abbiamo- settimana, sì, la mettiamo in palinsesto. Prepariamoci La mettiamo in al- Nel palinsesto. mese di per ottobre palinsesto. abbiamo poche partite, diciamo. Sì, pochine. sì. A quel punto il Brindisi Per giocherà in scherzare. casa. Cambiano Penso- anche un po', come dire, le condizioni rispetto a quelle che Sì, aveste penso di trovato. sì, ma però il Catania oggi per la mentalità che abbiamo, per la mentalità che c'è, non è che deve guardare se giochiamo in casa o fuori casa, quindi o se giochiamo a Brindisi o a Taranto. Cioè, per noi le partite devono essere giocate sempre come le abbiamo giocate col Crotone, sia che giochiamo in casa che giochiamo fuori casa, quindi l'intensità deve essere quella e l'identità di questa squadra deve essere quella. Per quanto riguarda per cui appunto il recupero l'abbiamo detto, insomma si prevede questa data del 18. Io volevo fare qualche domanda invece su acquisti un po' più datati, perché abbiamo parlato di Bois, abbiamo parlato ovviamente di Silvestri e di Deli. La situazione di Di Carmine, perché chiaramente i tifosi lo chiedono spesso, insomma, è il bomber, è il giocatore che più di tutti i tifosi pensano che debba contribuire a fare grande in questo non solo i Catania. tifosi, Non solo i tifosi. anche noi E per cui- pensiamo, cioè abbiamo fatto un acquisto di un giocatore importante, un giocatore che sicuramente non è che lo scopro io, è un giocatore che ha sempre fatto gol, quindi in questo momento sta bene e quindi aspettiamo che faccia quello che deve fare. Gioca? Dal primo? Non lo sa. Non lo so. Non lo può Non dire. ce lo dirà, No, non va- noi perché- noi l'abbiamo messo, poi vabbè, No, poi ma- vedremo. ma no, perché io non è- Provavamo a capire in caso cambiavamo la grafica È la stessa all'ultimo cosa istante. che voi chiedete al mister che giocatore arriva. Io non Sì, è che faccio l'allenatore, c'è un allenatore e bisogna avere rispetto per quello che fa. Quindi io non lo so se lo fa giocare o non lo fa giocare, so che in questo momento, oggi ad esempio, stanno tutti bene, a parte Dubicas che ha dei problemi Sì. su un tendine, tutti i giocatori che sono a disposizione stanno bene, quindi la scelta se no non farebbe l'allenatore. quindi. A proposito dell'allenatore, Sì. la scelta di Tabiani è una scelta legata al gioco, si è visto Sì. con il Crotone, è una scelta che porta anche dei rischi tattici, perché insomma il Catania è una squadra che si Assolutamente sì. sbilancia, Ma che si può sbilanciare. Grella lo dice sempre, no? L'abbiamo detto sempre insieme, noi abbiamo voluto che arrivasse un allenatore che aveva un'identità di aggressività, di giocare sempre con quella intensità. Abbiamo intravisto in lui che è un allenatore che onestamente fa giocare la squadra bene, l'abbiamo seguito, l'abbiamo analizzato e siamo contenti della scelta che abbiamo fatto. E ovviamente insomma Tabiani sta facendo di tutto per far vedere le sue Però qualità. non mi fate vedere Non quel mi fa- fallo. sì. Perché se no mi distratto. Non è l'unico fra parentesi. No, ma questo è assurdo, prendere il palo interno e uscire è una cosa...
A proposito di commenti della partita, adesso andremo proprio da Gianluca per vedere un pochettino quali argomenti tattici sono usciti un po' dalla partita col Crotone. Poi dopo, prima Gianluca, poi dopo vorrei andare di nuovo da Naomi per alcuni messaggi che arrivano dai nostri telespettatori. Allora Gianluca, partiamo, ci sono tante clip da vedere, le prime 6 sono sul Catania, si parte come sempre dalla fase di non possesso. A te. Sì, è una giocata fatta dal Crotone, e noi vediamo la disposizione del Catania e in questo caso c'è un leggero ritardo del reparto di centrocampo, giustamente il Catania rompe la linea difensiva per andare a prestare la palla e su questo ho fatto vedere un po' la disposizione del Catania, quindi impariamo un attimino anche a conoscerla, già che era la prima partita che è andata... che abbiamo visto, quindi l'atteggiamento tattico è molto chiaro, è una squadra che pensa molto ad attaccare, deve ancora registrare ovviamente, come giusto che sia, qualche meccanismo, perché sennò in questa situazione ci troviamo scoperti, cosa che il Catania comunque riesce ad avere nelle corde, perché spessissimo ha rotto la linea difensiva per andare a catturare una palla filtrante e quindi a mio avviso era comunque anche ben coperta, anche se i centrocampisti erano sopra la palla, quindi ben coperta, piazzati bene lo scivolamento della difesa, quindi una situazione, tant'è vero che poi costringono gli avversari a calciare da 30 metri, quindi tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo, forse un po' meno in occasione del gol subito dal Catania. Andiamo a vedere proprio questa fase di gioco. Sì, in questo caso, anche in questo caso il Catania è sistemato bene. Cosa succede? Sull'apertura del gioco, sull'esterno, è chiaro che il quarto di sinistra del Catania deve andare a pressare la palla, la difesa andrà a scivolare, come abbiamo visto dalle frecce, si deve orientare verso la copertura della porta e là abbiamo avuto un problema perché l'attaccante esterno del Catania deve seguire l'inserimento, già che la difesa va a scivolare in diagonale, deve seguire l'inserimento perché sennò viene attaccata alle spalle e in Serie C si vedrà spesso una situazione del genere, perché poi quando le squadre giocano in ampiezza è chiaro che la palla va a fine nel lato opposto e quindi bisogna stare attenti agli inserimenti. Là, anche se un gol che abbiamo visto anche in Serie D con Rapisarda, però credo che possa fare veramente poco, quell'inserimento andava assorbito dall'attaccante e Rapisarda aveva l'uomo davanti e doveva marcare. Ma io su questa azione io penso che Rapisarda non c'ha tante colpe. No, quello volevo dire, infatti ho detto quello. Là l'errore è stato su quello che crossa, che Ladinetti non è andato forte a andarla a pressare e quindi quando tu fai un cross del genere l'attaccante è dietro il difensore, il difensore c'ha poca, invece qua quando c'è il passaggio dietro, vedete, Ladinetti va lento là, cioè non va forte, se va forte là non la può mai mettere in quella maniera così morbida e così, però quando si prende gol poi la colpa è di tutti, perché vedi quello fa quel tipo di situazione. Sì, ma comunque questo l'abbiamo fatto per anni con Gianluca e ci tengo a sottolinearlo, questa è un'analisi, non è un'attribuzione di colpe, è il racconto analitico di un episodio, perché non si è è data la colpa sempre a un singolo, no? Io facevo l'attaccante, quando arrivavano questi tipi di cross, l'attaccante è molto avvantaggiato sul difensore, perché può staccare col terzo tempo, e quindi infatti diciamo che concettualmente a difesa schierata la palla va pressata forte, cioè bisogna uscire forte sulla palla, siamo tutti là, non siamo in inferiorità numerica, quindi va sporcata la giocata, poi se la prendo bene, se no sporco la giocata, sì. Allora, il direttore prima parlava dei pali, non mi fate vedere i pali, ne facciamo vedere un altro, quello cioè, a parte questo tutto Catania quello di Zammarini, sì. Gianluca, a te. Sì, sostanzialmente è quello un po' che hanno detto nel prestagione, il Catania andrà dentro con tanti uomini, le mezze ali si proporranno e questa è l'azione che abbiamo visto, palla recuperata, il Catania si distende in maniera rapida, veloce, andiamo dentro con la mezzala e il Catania è molto sfortunato come tutte le altre situazioni a non fare gol, però è questo anche un altro aspetto tattico che ci hanno presentato nel prestagione, ci hanno fatto vedere subito alla prima partita di campionato e quindi impariamo anche qua a conoscere il nuovo Catania.
Il direttore si rammarica sì. per il palo di Per il Rapisarda, palo, questo sì. è clamoroso. Sì, questo sì, però quello là, un palo interno Ah, sì, che certo. esce la palla, questo qua prende il palo pieno, Questa- quella, la palla esce proprio perché io non ho mai La visto, fisica sì, la fisica io non ho mai visto è che prende il palo diversa. interno ed esce fuori, di solito va sempre dentro, no? Il 99%. Questo lo prende in pieno, questo fa una grande giocata e poi vedi. Devo dire che in diretta, da noi, in diretta stadio, Patanè aveva urlato al gol. La Sì. posso confermare perché Sì. l'abbiamo dovuto purtroppo smentire noi dallo studio, gli abbiamo detto no, Angelo, non è entrata la palla. Sì. Andiamo a... Gianluca diceva prima, scopriamo il nuovo Catania, no? Però, insomma, non scopriamo certo Rapisarda, quello che potrà non dare in questo mese in cui sarà assente. Gianluca, Rapisarda è molto presente insieme a Chiricò nelle prossime clip che tu fai vedere. Giocatore di assoluto livello. Risalta subito la situazione che abbiamo Chiricò a piede invertito sull'out destro e Rapisarda è un destro che gioca a destra. Sono due giocatori che si propongono, Rapisarda chiaramente da terzino. Qual è la situazione tattica interessante? Che possono andare, come in questo caso, sia dentro il campo che sull'esterno. Quindi è una situazione tattica che porta vantaggio al Catania, molto, molto pericolosa, perché poi parliamo di Chiricò, un giocatore veramente interessante, e Rapisarda che sfrutterà la corsia, che gioca sia su binario che su linee interne. Io vorrei chiedere al direttore a proposito di Rapisarda o dell'assenza di Rapisarda in questo caso. Allora le chiedo, nel gioco delle coppie l'alternativa prima è Castellini? Sì. Poi abbiamo anche Boa, è arrivato adesso ovviamente, In questo ma anche momento è- Castellini come lo collochiamo? Perché sappiamo bene quanto sia un jolly, no? L'anno scorso Sì. ce l'ho insegnato, centrale, laterale, anche sinistro, però nel gioco delle coppie parte come alternativa di Rapisarda, lei mi conferma? Assolutamente sì. Poi è un'opzione all'occorrenza anche per altri ruoli. Sì. Altra situazione legata a Rapisarda, la prossima, giusto Gianluca? Sì, questo è il famoso palo. Palo di L'altro Rapisarda. quello che già l'avevamo visto prima. La situazione, ecco, questa a livello tattico, lasciamo vedere la sfortuna del palo, ma a livello tattico cosa vediamo qua? Vediamo che purtroppo abbiamo pochi uomini in questo caso in area di rigore, non abbiamo bisogno di andare sulla linea di fondo campo, mettiamo un traversone e quindi è un'altra variante tattica che il Catania può avere nel suo bagaglio, quindi una situazione interessante. È chiaro che in questo caso bisogna portare tanti uomini dentro perché raramente la Rapisarda non riesce ad arrivare al cross. E poi andiamo a vedere l'ultima clip che vi facciamo vedere per quanto riguarda le notazioni tattiche sul Catania. Questa è poco tattica, ma diciamo disciplinare o regolamentare, ecco, diciamo così, riguarda un possibile rigore per i rossazzurri proprio nel finale di partita, Giallo. Sì, a mio avviso è rigore netto. Insomma, palla dentro sul calcio d'angolo, vedete, c'è un imbalzo della palla strano perché poi è un giocatore del Crotone che la prende, quindi comunque, vedi, ho zoomato l'azione, il braccio è largo, non è attaccato al corpo, adesso io Col non sono polso, esperto proprio di la prende motori, proprio con il polso. Sposta la palla, quindi ne trae poi proprio vantaggio sulla giocata. perché Tribuzzi va- mi sembra che sia, va un se suo non vado compagno. A errato. mio avviso è rigore netto. Direttore, rigore? Sì, secondo me c'è il rigore più l'alto, quello prima, Ah, quello vicino a Quaini. sul cross, sul cross. su questa palla? Sì. Perché allarga qua, vedi? Sì. Qua. Ah, ok, sul cross dell'angolo. Quello là vicino a Curato. Se tu vedi, doppia carambola, diciamo. No, allarga proprio il braccio. Quello magari lo mette basso, ma l'altro lo alza. Va bene, insomma, d'altronde ormai però Vabbè, ormai la partita è andata. La partita è andata, così come è andata anche la seconda parte della nostra trasmissione. Ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo per parlare dell'avversario del Catania e poi voglio tornare subito da Naomi con i tantissimi messaggi che arrivano dai nostri telespettatori. A fra poco. Eccoci qua, terza parte del nostro preview. Andiamo subito da Naomi perché eravamo in debito con lei e con i nostri telespettatori perché insomma di messaggi ne sono arrivati parecchi. Naomi, ciao di nuovo a te. Ciao a te, e io inizierei con un momento nostalgia perché un nostro amico telespettatore scrive: buonasera, potete dire al direttore sportivo se si ricorda di me? Sono Michalizzi, abbiamo fatto il militare insieme a Bizzini. Allora lui giocava nella Leonfortese. Direttore, si ricorda di Michalizzi? Dica di sì, se no ci rimarrà malissimo. Sì. Sì. Lo saluto. Lo salutiamo, ciao Michalizzi. Direttore può non voltarsi, non è preso come gesto di scortesia. Okay. Ancora per il direttore, un saluto al direttore Laneri da Siracusa. Bei mocassi.
Grazzini, direttore, da Ma qui Aldo. siamo Quindi sulle sul varie leggero. eventuali, va bene, ok. Stiamo riscaldando un po' i toni, ecco adesso rientriamo nel clima di sacralità che richiede il mondo del calcio. Ci chiedono, ciao Mami, Naomi, no Mami, però Mami ma non me l'avevano mai detto, questa è nuova, dopo Noemi, Maievic e Mami, ciao Mami. Puoi dire al direttore sportivo... Ah no, già No, l'ho questo letto è sempre questo. Micalizzi. Ma me Micalizzi l'hanno l'abbiamo detto già prima. dato. Ok, diciamo, mi hanno Micalizzi abbiamo rimandato lo già stesso dato. messaggio, Cosa? ecco perché non è colpa mia. Volevo chiedere alla Neri, oltre al Benevento, Foggia, quale squadra vede possibile rivale del Catania e cosa ne pensa della partenza non brillante dell'Avellino? Ancora, avete valutato se il gioco di Tabiani, essendo molto dispendioso di energia, porti a diversi infortuni, dato che anche il Fiorenzuola si è verificato nel girone di ritorno? Con il Fiorenzuola, mentre nave il Fiorenzuola. Fermiamoci qui un attimo, Naomi, facciamo rispondere a queste due domande. Sì, la Ne. l'Avellino ad esempio è una squadra che è stata attrezzata per vincere il campionato assolutamente, ha avuto una partenza così disastrosa, però i giocatori che ha è di livello. Io penso che quei 4 squadre sono quelli là che lotteranno per vincere il campionato. Ecco, forse la sensazione, 180 minuti, neppure disputati da tutte le squadre, sono decisamente pochi, quindi non ci avventuriamo in Infatti. previsioni assurde, però così a sensazione, forse non è un tipo di campionato come quello scorso nel quale c'era il Catanzaro e poi le altre. No, ma infatti l'ho detto prima, il Catanzaro aveva già una squadra diciamo forte anche con i giocatori che c'aveva, però era una squadra che già da anni spendeva tanto e che ha cambiato poco quest'anno. Se voi pensate che quest'anno ha cambiato 2 o 3 giocatori, negli altri anni ha cambiato più giocatori, però non ha vinto. Quest'anno, anche spendendo di meno, ha fatto un campionato a parte. E sta in alto pure in Serie B adesso. Ancora presto, anche lì. Assolutamente, Però. e facendo sempre con pochi ritocchi. Quindi io penso che questo sia un campionato assolutamente diverso di quello dell'anno scorso. Chi in questo momento sta in alto in classifica, anche se l'abbiamo detto le partite sono solo 2, è il Picerno, prossimo avversario del Catania, che ha fatto una vittoria e un pareggio nelle prime 2 giornate di campionato. Gianluca, 4-2-3-1 per la squadra lucana. E che cosa ci dobbiamo aspettare mentre andiamo a vedere proprio le immagini dell'ultima partita del pareggio con il Taranto per 1-1? Sì Marco, il Picerno, come dici tu, giocherà col 4-2-3-1, è una squadra molto pericolosa. Cosa mi ha colpito del Picerno nelle 2 partite che ho analizzato? Che intanto in fase di possesso attaccano in 6, vanno in 6 ad attaccare la porta avversaria, hanno questi 2 terzini, Guerra a sinistra e Pagliai e un 2002 a destra che spingono veramente tanto. Poi nel loro 4-2-3-1 hanno la sottopunta che Albadoro che si inserisce. Che ha anche dato in gol con il Taranto, fra parentesi. Ed è una squadra molto ma molto interessante, cattiva, molta pressione sul portatore di palla. È chiaro che quando spingono così tanto poi nella fase di non possesso i terzini sono sempre alti, specialmente il terzino lato palla sale veramente tanto e quindi lascia uno spazio importante alle spalle dove va attaccato. Le contromisure tattiche potrebbero essere brevemente che sulla loro fase di possesso li attacchi forte, lasci un attacco preventivo e soprattutto sfrutti l'inserimento delle mezze ali che gli puoi fare male, perché è chiaro che se attaccano in tanti poi comunque la coperta è quella. Sempre quella, sempre 11 sono. Se uomini vanno sotto rimangono un po' scoperti dietro, specialmente sugli esterni. Senti, vediamo come sempre le statistiche con la nostra grafica. Ovviamente sono statistiche parziali, lo diciamo anche perché il Catania ha giocato una partita sola e il Picerno le 2 di campionato. È evidente ad esempio che il Catania, le classifiche sono sempre relative a tutte e 3 i gironi. Il Catania è la squadra che ha subito meno tiri in porta, per esempio, ma ovviamente ha anche giocato una partita in meno. Che cosa possiamo fare notare di diverso, Gianluca, fra Catania e Picerno? Perché queste sono, come al solito, statistiche che hai elaborato tu. Ma guarda, sostanzialmente dico, sono statistiche falsate dal fatto che il Catania abbia fatto una sola partita e il Picerno 2. Io mi concentrerei particolarmente sul Catania, perché l'impronta che ha dato, pur ha giocato contro il Crotone, una squadra forte di primissima fascia, ma per quanto riguarda la fase di costruzione il Crotone l'ha fatta costruire, perché evidentemente temono la costruzione al basso del Catania. È una squadra comunque, il Catania stesso, che va a pressare, così le statistiche, per esempio parliamo del PPDA e PPDA Against. sono
sono veramente interessanti. Poi per il resto bisogna aspettare qualche altra giornata, però per quanto riguarda invece gli avversari, il Picerno e gli avversari del Catania, ti posso dire che è una squadra che tende ad avere molto possesso palla, almeno in queste 2 gare, sono ancora pochine, ma 2 gare di campionato, quindi tende ad avere molto possesso palla e parecchie volte arriva al tiro in porta, e anche loro poi la classica squadra esperta di Serie C, quindi una cosa, un dato importante, per esempio poco fa mi sono dimenticato di dirti che quando loro sono passati in vantaggio, per esempio a Francavilla, poi si sono messi a 5 dietro, quindi hanno cambiato atteggiamento tattico e diventa poi difficile. Queste sono le statistiche, dunque mentre nelle grafiche, Alberto, andiamo a vedere un po' quelli che sono i risultati delle ultime del Picerno. Ovviamente le ultime sono le prime 2 di campionato, così ribadiamo i risultati della squadra lucana con Virtus Francavilla Picerno 0-1 e Picerno Taranto 1-1, e poi le note che noi sempre diamo per farvi conoscere un po' di più le squadre avversarie dei rossazzurri, in questo caso della Leonessa di Lucania, così si chiama il Picerno, lo vedete anche nel simbolo. Andiamo a vedere sull'allenatore, vale a dire il bravo allenatore della squadra lucana, cioè Longo, che in Serie D è stato un uomo dei record, è un allenatore, lei ovviamente lo conoscerà, è un allenatore che ha fatto bene, molto bene nei dilettanti, ad esempio record di punti nella Folgore Caratese, è stato apprezzato ed è molto apprezzato soprattutto in Campania, in Basilicata, nelle zone dove è allenato. Assolutamente sì, perché poi in questi campionati dilettantistici ci sono tanti allenatori che sono bravi, no? Poi bisogna noi addetti ai lavori dare la possibilità a questi allenatori di fare questo tipo di... Lui già l'anno scorso ha fatto un grande campionato, no? Sono arrivati terzi. Sesto posto, credo. Esatto, Sesto sesto, posto, poi siamo usciti nei playoff, però è il miglior piazzamento in Serie C1 del Picerno. Serie C. Adesso il lavoro continua, hanno un'identità, quello che vogliamo costruire noi è quel tipo di situazione. Invece la bandiera del Picerno è Emanuele Esposito, che è il capitano della squadra lucana. Eccolo qui, una bandiera da 10 anni praticamente, il rosso-blu, pensate, dall'agosto del 2013, e per lui però, vabbè, anche perché il Picerno, insomma, per vari incroci difficilmente ha trovato il Catania, anche se dei precedenti ci sono, in tanti anni a Picerno, l'ha detto lui, un po' per sfortuna e un po' a causa degli infortuni, non ho mai potuto giocare al Massimino, sarà un'emozione particolare. Avrebbe avuto 2 occasioni sole. Esatto, solo 2 occasioni, però vabbè, insomma, qualche incrocio. Però colpisce detto, che un giocatore giochi 10 anni nella stessa squadra, questo è un unicum o quasi, insomma. Questa è la situazione per quanto riguarda il Picerno, di cui sentiamo anche le parole dell'allenatore Longo. Ne ha parlato proprio dopo la partita con il Taranto, ha parlato di Pitarresi, ma ha parlato anche della preparazione in vista del Catania. Sentiamo. Penso che Ciccio possa essere per noi un acquisto di quelli importanti per la categoria e soprattutto per il Picerno. Ovviamente stiamo cercando di razionalizzare ancora la sua presenza, ma è molto vicina, perché ovviamente nei momenti in cui Ciccio avrà i 90 minuti nelle gambe cercheremo di utilizzarlo, perché per noi è una risorsa troppo importante e lo sarà da qui sicuramente a breve. Io credo che il gruppo in questo momento, fatta eccezione di Maiorino, lavorerà per competere per una maglia da titolare già per Catania, quindi mi auguro che in questa competizione si inseriscano tutti e che tutti capiscano quanto abbiamo bisogno dell'intera rosa. Se vogliamo fare una grande stagione dobbiamo avere un grande atteggiamento. Insomma, per Catania ci sono tutti, l'ha detto anche Longo. Catania... È giusto così, È giusto. Bisogna incontrare le squadre, se abbiamo paura se gioca uno o un altro è finita, dai. Cioè, non è quello il problema, se c'è qualcuno che sta male o meno. Adesso dobbiamo preoccupare di noi esatto, gli altri, quindi. Esatto, questa è la cosa più importante. Fra un po' torniamo da Naomi, prima vado ancora da Gianluca per fare nuovamente ancora il quadro sul Picerno, partendo proprio dal gioco che accennavi tu prima, no?
quello dei due terzini che spingono molto, dei due esterni bassi, ormai si chiamano così, che spingono molto e che sono un valore importante per questa squadra. Sì, dici bene, perché le azioni importanti del Picerno partono proprio da là. Questa però è la fase di non possesso. Allora, nella fase di non possesso la possiamo subito, se la possiamo rivedere, sì. Abbiamo una ripartenza veloce del Taranto. Cosa andiamo ad evidenziare? Il loro difensore centrale Garcia, che esce chiaramente sulla palla perché manca proprio il terzino, l'altro terzino lato opposto, quindi il destro, Pagliai, va a stringere, ad aiutare l'altro difensore centrale, Gilli. In questo caso facciamo vedere come l'inserimento della mezzala del Taranto non venga assorbita dai giocatori del Picerno. Questa azione viene da una ripartenza, una riconquista, una ripartenza veloce del Taranto. Loro anche più di una volta si sono fatti trovare scoperti. Forse Luca, in ti questa. posso offrire uno spunto aggiuntivo guardando questa immagine, questo fermo immagine, mi fermate l'immagine in regia per favore? Perché se vedi all'inizio dell'azione su questa ripartenza ci sono solo i 4 difensori, forse una squadra che talvolta si allunga un po', perché con il 4-2-3-1 può succedere se i laterali non fanno le due fasi. Non si vedono neanche i due centrocampisti. Non ci sono davanti proprio alla difesa. l'inquadratura. L'esterno che vedi a sinistra è uno dei centrocampisti centrali, quindi Sì. anche perché l'altro centrocampista centrale si inserisce veramente tanto, quindi anche là, ma anche in questo caso lui è in ritardo perché là serve un raddoppio, non devono farlo arrivare in quella zona, però sì, dici bene, sono scoperti, i difensori lato palla sono altissimi. Vediamo adesso se dalla fase di non possesso riusciamo ad andare a vedere invece proprio la fase di possesso con quel gioco dei due esterni bassi che avevamo detto in precedenza. Ecco qua. Sì, eccolo qua. Questi sono i 4 giocatori iniziali, sono i 4 giocatori d'attacco. Abbiamo l'esterno sinistro Guerra e l'esterno destro dall'altro lato Pagliai, il 2002. È anche una bella azione perché fanno densità in zona centrale, quindi attirano l'attenzione del reparto difensivo del Taranto, poi giocano palla terzino ed è anche una bella azione da vedere, ma comunque il Picerno è una bella squadra, bella da vedere. C'è un'altra occasione, un'altra clip che praticamente quasi riassume nuovamente quello che stavi dicendo prima, giusto? E quello è il concetto tattico. Questo è Graziani che mette palla dentro, ho evidenziato Pagliai molto largo con i piedi sulla linea di fallo laterale a dare soluzione. Anche questa situazione. Graziani che gioca dei 3 dietro la punta. Sì, grazie ex Jebison. Graziani sì, gioca là, vedi, non hanno bisogno di arrivare sulla linea di fondo campo, mette un traversone, tanto dentro trova sempre la punta o la sottopunta e quindi anche questa situazione va attenzionata. Può scaricare palla sull'esterno e andare a prendere la linea di fondo campo, preferisce anticipare tempi e mettere palla dentro anche in inferiorità numerica, quindi situazione tattica anche questa da attenzionare. Senti, invece andiamo a vedere l'ultima che facciamo vedere per quanto riguarda il Picerno, il gol. Il gol segnato contro il Taranto. Sì. Il gioco è un po' lo stesso. I due terzini evidenziati, sì, palla dentro, anche questa è una bella azione perché si cerca di scavalcare la linea, mettere la palla sulla corsa dell'attaccante. Bravo, intelligente, è giocata codificata perché sfrutta l'inserimento della sua sottopunta e fanno gol, quindi anche questa azione è un'azione a mio avviso studiata e, come si dice in gergo, codificata, quindi bisogna stare veramente attenti. Il Catania lo sarà, l'ha detto anche il direttore sportivo Laneri. Torno da Naomi, ci sono altre domande per il direttore Naomi? Vuoi leggere le domande o un attimo un focus Allora sui dai, social? facciamo il contrario, facciamo spazio social e poi le domande le facciamo nella prossima parte. Ok, allora per la serie Nessuno si salva dall'occhio del ciclone dei social andiamo un attimino sul profilo di Marco Biaggianti, l'anno scorso parte del team manager, sappiamo appunto storico giocatore della maglia rossa-azzurra, ha pubblicato qualche giorno fa questa stories, si trovava nel campo di Massa Annunziata, i tifosi di vecchia data ricorderanno che il Catania dei tempi d'oro si allenava proprio in questo campo prima del 2001, prima quindi di Torre del Grifo, momenti di nostalgia, momenti durante i quali non perde l'occasione per rinnovare il suo affetto nei confronti del Catania. Qualche giorno dopo pubblica poi il post nel quale annuncia che sarà alla guida del Catania Under 17 nazionale. È molto interessante l'analisi che lui dà di questa sorte che gli è toccata, perché scrive: allenerò l'Under 17 nazionale, ragazzi del settore giovanile del Catania nati
nel 2007, anno del mio esordio in Serie A e dello scontro salvezza Catania-Chievo, ultima di campionato 27 maggio 2007. Da quel giorno il 27 come numero di maglia mi ha accompagnato per tutto il percorso rossazzurro. Inizieremo il campionato il 24 settembre, giorno della mia conferenza stampa di addio al calcio giocato, ma soprattutto giorno di nascita del calcio Catania. Insomma, numeri, sorte, stelle, tutti i un collegamenti. perché. Esatto. Tutti i collegamenti. Mentre un altro momento così di leggerezza, io vagando nei profili dei nostri giocatori, Michele Rocca si è sposato il 17 giugno di quest'anno, tanti auguri a Michele e la sua sposa. Tra i testimoni di nozze chi becchiamo? Proprio lui, Marco Pinato, giocatore del Benevento che incontreremo quest'anno, quindi nel nostro girone. Amici nella vita, nemici in campo? Si spera di sì. Eh beh sì, pensiamo di sì, insomma in quel momento sicuramente sì. Io vorrei sapere dalla regia se abbiamo già per caso Francesco Triolo collegato con noi. Eccolo qua, Ciccio. Buonasera a tutti. Nella tua splendida Messina, fuori fra parentesi. Esatto. Ancora le condizioni meteorologiche ce lo consentono. Senti, prima saluti al bomber, Prima scherzavamo in studio e dicevamo che un po' vi state annoiando lì, che non stai facendo niente, no? Tu, perché da 20 giorni che non si gioca, non si giocherà nemmeno lunedì. Con il Taranto la sensazione, una situazione un pochettino strana, a parte gli scherzi e le battute. È cominciato il campionato di Serie C. Quello del Messina a Cerignola. Noi non ce ne siamo accorti, a parte gli scherzi. Certo, sta pesando questo prolungarsi di attesa per la partita successiva alla trasferta di Cerignola, anche perché il 2-2 rimediato in Puglia ha dato un certo entusiasmo anche alla squadra. Sostanzialmente contro il Cerignola è stato il primo vero impegno del Messina dopo un precampionato fatto comunque contro squadre di Serie D, di promozione, quindi è stato davvero il primo impegno e quindi c'era attesa per capire che tipo di valore potesse avere questa squadra. A Cerignola ha dato delle buone risposte, però è chiaro che una rondine non fa primavera e c'era attesa per capire con le altre avversarie che tipo di Messina è stato costruito quest'anno. È saltata la partita con la Casertana, lo sappiamo tutti, è saltata adesso quella con il Taranto e la prossima sarà giovedì in casa con la Turris capolista di questo campionato, una Turris che sarà un bel banco di prova da questo punto di vista. Senti, parlavamo di un possibile calendario costipato, diciamo, insomma affollato, esatto, per quanto riguarda il Catania ad ottobre, e stesso discorso vale per il Messina, a parte il derby che le vedrà di fronte nei primi giorni di ottobre, ma poi per il Messina ovviamente c'è il recupero con la Casertana e magari ci potrebbe essere anche il recupero con il Taranto, forse addirittura una partita in più rispetto al Catania. Se tu consideri che la partita con la Catania di Coppa si dovrebbe giocare il 4 ottobre, se non vado errato. Esatto. Il recupero con la Casertana è la settimana successiva, l'11 ottobre già fissato, è da destinarsi quello è da decidere, quello con il Taranto, ma se dovesse avvenire nelle settimane successive il Messina rischia di avere sostanzialmente un impegno ogni 3 giorni per tutto il mese di ottobre. Al di là dei 2 rinvii di questi 20 giorni peserà di più il dover recuperare le partite e dover giocare ogni 3 giorni nel mese di ottobre, secondo me. Senti, sotto il punto di vista... no, devi completa Francesco. No, anche su questo in società sono stati abbastanza chiari, vogliono cercare di intervenire in Lega per non far inserire il recupero col Taranto a ottobre, ma stanno cercando di spostarlo quantomeno a novembre. Vedremo cosa succederà con il calendario. Invece per quanto riguarda la rosa del Messina, è una rosa che tu giudichi in che modo? È arrivato qualche giocatore anche dal mercato degli svincolati? Guarda, è arrivato Danini, hanno firmato, ma stava già allenandosi col Messina da parecchio tempo, ha svolto la preparazione. È arrivato questo attaccante maltese, Zammit, quindi ma è sempre un giovanissimo. È una rosa costruita sulla base delle richieste di Modica, una rosa che è molto giovane, con alcuni punti fermi, alcuni dello scorso anno, come ad esempio Fumagalli e Ragusa, altri sono arrivati, è arrivato Emma Musso, ad esempio un giocatore che a Catania
conoscete, è arrivato Domenico Franco che sta ascoltando delle giornate di squalifiche iniziali, ma è chiaro che è una rosa che baserà tutto sulla voglia di fare di questi giovani e di questi giocatori e sul gioco di Modica. E molto di questa stagione del Messia dipenderà da come la squadra si adatterà al gioco, alla filosofia tattica dell'allenatore. Grazie Ciccio, no, noi ci risentiamo ovviamente alla prossima puntata di preview, augurandoci, lo faremo di sicuro, di commentare magari con una formazione, con una grafica di formazione la prossima partita a breve del Messina. Permettimi di salutare nuovamente Antonello Lanelli che mi riporta a quando ancora eravamo ragazzini sulla panchina dello Stadio Celeste con due grandi come Ciccio La Rosa e Nicola Salerno. Io ero ragazzino, è vero, piccolino. Abbiamo passato dei bei anni là. Insomma, Sì, perché sono stati gli anni dove dalla Serie D siamo arrivati in Serie B, quindi è stata una scalata veramente, poi eravamo 3 amici, quindi quindi bei ricordi. Ma c'era un clima, era proprio un clima in tutta la città, tra squadra, città, era proprio bello, per questo lo ricordiamo anche a distanza di 20 anni. Grazie. Ciao Francesco, grazie, buona serata. Buona serata, ciao a tutti, buona serata. Ci fermiamo, ultimo spazio per la pubblicità, ritorniamo fra poco con gli ultimi messaggi dei telespettatori e poi le probabili formazioni di domenica al Massimino, fra poco. Ultima parte della nostra trasmissione che inauguriamo con una caratteristica che abbiamo inserito nella trasmissione dell'anno scorso e che è piaciuta insomma ai nostri telespettatori e soprattutto a Gianluca Russo, che poi mi può chiedere note statistiche sui vari giocatori, vale a dire la top 11. Andiamo a vedere la top 11 del girone C della Serie C che insomma vede racchiusi i giocatori migliori di queste prime 2 giornate di campionato. Li vedete, si parte dal portiere della Juve Stabia e poi Cum della Turris che ha fatto 2 gol anche in questa prima parte di campionato, e poi Garcia del Piceno che ci ritroveremo di fronte, che il Catania si ritroverà di fronte nella prossima partita al Massimino. Bacchini e Volpe per quanto riguarda Juve Stabia e Potenza, i 2 della Latina che sono Di Livio e Riccardi, la Ribi del Potenza e poi Malcore che ha segnato 3 gol in questo insieme a Maniero che scalza Maniero in questa speciale classifica. Ricordiamo per i disattenti dell'anno scorso che non è che scelgono Carli e Gianluca Russo o in questo caso anche Alberto Cicalini, ma questa squadra viene fuori da statistiche e dati incrociati che poi portano alla realizzazione di questo 4-3-3 su cui so che Naomi ha una domanda importante da fare sul 4-3-3 della top 11. Ho una domanda importante da fare sul 4-3-3 che non trovo, però ce l'ho comunque una domanda se vuoi, non so se è quella alla quale fai riferimento tu, perché chiedono, data l'abbondanza di forti difensori, è questa? No, non era questa, ma va bene lo stesso. Data l'abbondanza di forti difensori centrali, Tabiani potrebbe cambiare modulo e passare al 3-4-3, è un altro modulo, però vabbè, la domanda è questa. 3-4-3, botta e risposta, sì, no? No. Mi pare che abbia un imprinting molto chiaro, quindi non credo che... Naomi. Il Picerno è una squadra propositiva, però dietro soffrono le ripartenze. Il Catania dovrà essere bravo a colpire e a stravincere dopo la sconfitta immeritata contro il Crotone. Ancora, buonasera al direttore. Secondo lei, quale sarà la coppia di centrali titolare e quando vedremo la Dinetti al 100%? Centrali difensivi, ovviamente. Sì. Mi piace questo particolarmente. Sera sono Vincent. Sarao quando vuole sa stupire e diventa Sarao meravigliao. Chissà per domenica se ce la dà sta prima gioia, scrivono. La Neri, un acquisto importante che ti manca è Gianluca Russo. Dopo questa a voi la parola. Intanto io mi sto segnando tutto. Allora, centrali, quali saranno i centrali? Ci sono tante partite, il mister sicuramente sceglierà la coppia che gli darà più affidamento, no? Io penso che abbiamo 4 centrali e sono tutti e 4 bravi.
poi l'abbiamo presi per metterlo in difficoltà, quindi sta a lui decidere chi deve giocare e chi non deve giocare. La Dinetti. La Dinetti sta acquistando condizioni, e quindi lo vedremo presto il giocatore che è, secondo me è un talento. In questo momento magari non sta rendendo per quello che dovrebbe rendere, ma è questione di condizioni, quindi penso che fra qualche settimana vedremo il vero Ladinetti. Su Sarao, io volevo chiedere anche la storia della regina, se è vero che si vocifera che... No. Non ci è arrivato niente. Non c'è arrivato niente. Nessuno ha parlato con voi della regina? Con noi no. Della nuova regina, sì. Ecco, la Fenice. Per intenderci, andiamo a vedere adesso ancora le grafiche, perché andiamo a vedere quello che saranno gli arbitri, l'arbitro intanto, Del Rio, che è figlio dell'ex ministro Del Rio, per esatto. quello che può valere, cioè Quello può valere, perché per cui fa l'arbitro, quindi un'altra cosa, sì. però insomma è lui. Beh, in teoria, rispettoso delle regole dovrebbe essere. Assolutamente. Vediamo. Gli assistenti saranno Stefano Franco di Padova e Nicola Morea di Molfetta. Probabili formazioni adesso, partendo da quella del Catania, il 4-3-3 è di costrutto. Abbiamo scelto Castellini a destra, anche perché insomma Bois è appena arrivato, Silvestri e non Quaini, che comunque è disponibile, è rientrato in gruppo, con Curado al centro e Mazzotta. Lo stesso centrocampo della partita con il Crotone, e poi lo stesso attacco con Di Carmine davanti. Insomma, gli abbiamo chiesto prima se giocava, non ha detto niente, per cui noi l'abbiamo lasciato. No, io non dico niente per un semplice motivo: ci sono tanti giocatori, l'allenatore, ripeto, fa quel tipo di lavoro, quindi sta a lui decidere chi deve giocare e chi non deve giocare. Io non posso dire gioca Di Carmine, per me io ho preso questi. Noi abbiamo preso tutti questi giocatori, per me dovrebbero giocare tutti e 24, però purtroppo ne giocano 11, c'è un allenatore che decide e sceglie. Io chiediamo come persona informata sui fatti, insomma. Ma non è che chiediamo perché ovviamente la formazione la fa, diciamo che l'allenatore. Su quella formazione che abbiamo visto, sì, il cosiddetto campetto in gergo tecnico, ci sono un paio di ruoli nei quali la scelta cambia a seconda dell'interpretazione del ruolo stesso, nel senso anche quindi a seconda della partita, certo, e dell'avversario. Assolutamente sì. Penso a Quaini, perché sì, un discorso è avere come coppia centrale Silvestri e Curado, che hanno delle caratteristiche, un'altra è Quaini / Curado, Silvestri stesso. Ma oltre a questo il mister è molto attento a guardare gli avversari pure, no? Lui diceva una cosa giusta: domenica il Picerno gioca con due attaccanti che sono Albadoro e Murano, quindi sono due attaccanti fisici, quindi a volte le scelte sono anche... La formazione del Picerno la sa allora? No, io non la so, però per quello che ho visto sono giocatori che conosco, no? Albadoro e Murano sono due attaccanti fisici, due attaccanti che stanno sempre in aria, quindi a volte magari giocatori, difensori fisici aiutano tantissimo. Quindi ecco, anche il concetto di titolarissimo è un po' più sfumato, no, mettiamolo in questo modo. Di partire, ci sono allenatori che insistono più su 11. Adesso non so se gioca non parliamo Quaini di oggi, o gioca non parliamo Silvestri, di questa settimana, parliamo di concetti generali. Però abbiamo dei difensori che hanno tutte caratteristiche diverse. Anche a centrocampo Ladinetti Rizzo cambia. Perché non ci dimentichiamo che adesso finisce la squalifica Lorenzini, certo. Esatto. Non l'abbiamo citato perché è squalificato. Cioè, si parla di quelli, però Lorenzini secondo me è un giocatore importante per il Catania. Anche nella chimica di centrocampo Rizzo, Ladinetti cambia molto nell'interpretazione del ruolo. Andiamo a vedere la probabile del Picerno dopo che abbiamo parlato del Catania. 4-2-3-1 l'abbiamo detto, con i due esterni Pagliai e Guerra ne abbiamo parlato tantissimo. De Ciancio e Gallo giocano davanti alla difesa, mentre sotto la punta abbiamo pensato ad Esposito con Graziani, Albadoro appunto sotto punta con Murano che sarà l'attaccante di riferimento di Longo. Questa è la formazione che è stata schierata con un unico cambio praticamente sia nella prima giornata di campionato che nella seconda con il Taranto. Naomi, vorrei tornare da te per sapere se ci sono ancora, facciamo le ultime domande per il direttore e poi andiamo a chiudere.
Ci scrivono: buonasera a tutti, una domanda per il direttore: come mai non abbiamo preso Alessio Curcio, soprattutto gli ultimi giorni di mercato, durante i quali era stato messo appunto sul mercato dal Catanzaro? Poi chiedono ancora: buonasera, sono Raffaele, Forza Catania, speriamo bene. Strano, il Crotone dopo aver vinto a Catania ha perso in casa. Il calcio è questo, non meritava di perdere su, è un'esclamazione, non meritava di perdere su. Il Picerno, aspettiamo la partita col Picerno. Saluto tutti voi, soprattutto Naomi, vabbè, grazie, saluto anche a te. Complimenti al direttore, una grande squadra di primo livello. Ancora scrivono: ovviamente non meritava di perdere il Catania. Questo è quanto per quest'oggi. Meritava Grazie di per tutti i perdere messaggi che ovviamente avete. con il Crotone. Su Curcio? No, su Curcio noi quando si è costruita la squadra faceva parte lui del Catanzaro, quindi poi è un giocatore importante, però davanti noi già eravamo a posto, quindi non potevamo intervenire lì, perché se pensate che abbiamo Chiricò e Chiarella da un lato, dall'altro lato abbiamo Marsura e Bocic, quindi Curcio a quel punto, giocando con il 4-2-3, diventava il sesto esterno, no? Quindi poi sappiamo che pure può fare il trequartista, ma il Catania col trequartista non gioca, quindi non è una scelta del giocatore, perché il giocatore è un giocatore importante, forte, però come ruolo in quel momento non ci serviva. Magari prima sì, ma quando è stato messo fuori Sì. avevamo già le coppie e quindi non potevamo fare quel tipo di movimento. Il famoso gioco delle coppie, che è importante in questo caso. Non è un remake della fortunata trasmissione degli anni 80. Antonello Neri, grazie, siamo praticamente Grazie in a voi. chiusura, grazie della sua partecipazione, della sua schiettezza come al solito. Alberto Cicalini, noi ci vediamo domani. Grazie Marco, Grazie tutti a i te giorni, della quindi presenza anche domani. tutti i giorni, quindi anche l'hai detto, con un volto un po' così. Gianluca Russo, grazie anche a te come sempre grazie a voi. della partecipazione, e grazie a Naomi Moschitta per la tua simpatia e per il tuo sorriso. Grazie Grazie a Naomi. te. Allora, però ritorno ad Alberto, perché noi ci riposiamo la prossima settimana. Non abbiamo neanche incominciato e già ci Ci riposiamo. riposiamo venerdì perché? Esatto, Perché si gioca il giovedì, si gioca a Monopoli e quindi venerdì c'è corner, perché il giorno Esatto. dopo la partita ovviamente andiamo con il commento post partita, però prima di riposarci lavoriamo ancora, perché Ecco. domenica c'è la partita, grazie Domenica a Dio, c'è la- esatto, e quindi c'è esatto. diretta stadio, noi cominciamo 30 minuti prima del calcio d'inizio, quindi alle 20:15 in diretta su Telecolo, andiamo avanti per 3 ore, quindi raccontiamo tutta la partita con diretta stadio e il post partita con le interviste che realizzerà una persona a caso, Marco Caso. Sì, questo qui. Invece vi ricordo poi lunedì, visto che le abbiamo dette tutte, Naturalmente. lunedì torna anteprima corner dopo il telegiornale di Telecolor dell'ora di pranzo e poi corner dopo il TG della sera. Bene, abbiamo detto tutto, grazie per averci seguito per questa prima puntata di Preview, un buon proseguimento di serata a tutti voi.